Con l'arrivo del pontone del Provveditorato Opere Pubbliche possono iniziare a Santa Margherita Ligure i lavori per il ripristino della banchina del porto, con i 600.000 euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. È il punto di partenza del più ampio intervento che dovrà ripristinare il molo, letteralmente spezzato in due durante la mareggiata di fine ottobre. Nel contempo in realtà il Comune di Santa Margherita aveva già di sua iniziativa azionato 50.000 euro di lavori per sistemare i piazzali Cagni. Quindi siamo partiti e confidiamo adesso con i soldi liquidati col decreto della Regione Liguria, 2.470.000 euro, di poter entro Pasqua e comunque entro estate ripristinare le funzionalità di tutta la prima parte della banchina. Nel frattempo sta proseguendo l'intervento di ripristino della pavimentazione della passeggiata mare, danneggiata dalla mareggiata. I lavori vengono svolti con le forze del Comune. Settimana prossima partiranno i lavori in Piazza del Sole per sistemare i due moli danneggiati dalla mareggiata. Entro fine mese partiranno anche i lavori alla Fontana di Colombo e ai giardini zona Margherita, quindi tutta la parte maggiormente visibile e frequentabile turistica dei giardini a mare sarà ripristinata ragionevolmente entro Pasqua. Gli interventi dunque sono iniziati sia sul porto che sulla passeggiata. La strada per Paraggi sarà ultimata forse anche in leggero anticipo rispetto alla previsione iniziale di Pasqua. Sono iniziati anche i lavori al depuratore che si trova nella zona di Punta Pedale. E per il depuratore i lavori sono in corso e anche quelli stanno rispettando il calendario previsto, quindi dovremo essere a posto per l'estate. A questo punto direi che le tre grosse strutture pubbliche sanmargheritesi che hanno subito dei danni vedono già la luce in fondo al tunnel. Al momento la Capitaneria di Porto lavora ancora nella sede provvisoria di Villa Durazzo, ma anche in questo caso si sta muovendo la macchina per il ripristino della sede distrutta dal mare. È stato presentato un progetto di messa in sicurezza della sede e in questo momento stiamo attendendo la convocazione della conferenza di servizi in maniera tale che poi venga appunto approvato da parte di tutti gli enti competenti e quindi siamo pronti a vedere i lavori iniziare, perché ovviamente è fondamentale per noi rientrare proprio nell'ambito portuale, fermo restando ovviamente il ringraziare l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure e la società Progetto Santa che appunto ci ha dato la possibilità di mantenere attivi gli uffici a Villa Durazzo.